sempre dalla sede della FISE del Veneto, con la persona che tra gli esponenti della FISE è quella che è più così appassionata di interviste, che proprio ambisce a essere intervistata, non aspetta altro che esatto. Bravo. Proprio dice, non vedo l'ora, Fabio, intervistami, voglio parlare, voglio dire tutto, esatto. Sì, si vede che mi conosci benissimo. e quindi l'abbiamo accontentata, Roberta Bancagnella, che è vicepresidente della FISE del Veneto. Siamo all'inizio di questo 2020, un anno che speri possa dare che cosa al mondo dell'abitazione della nostra regione? Sì, allora spero che dia di più, deve essere l'anno che dà di più di tutto quello che ha dato rispetto agli altri anni del nostro mandato. Questo è l'ultimo anno per noi, quindi noi contiamo di lavorare sodo, lavorare bene, fare dello sport per migliorarci, aumentare sempre di più la passione per questo sport e quindi diciamo, riuscire a realizzare tutti i nostri progetti che abbiamo preparato. Insomma, facciamo che ci rivediamo fra 6 mesi, fra 8 mesi, sì. Tu mi insegui nuovamente per essere intervistata, mi bracci. Ecco, succede così. Cosa vorresti poter raccontare che è successo? Beh, che mi piacerebbe vedere che la gente, le persone, siano proprio contente di come noi lavoriamo in comitato, perché vorrei sentirmi dire grazie per quello che fate, che state facendo, perché vogliamo lavorare in un territorio sano, pulito, che fa soprattutto sport, vero sport e sano sport, dai più piccoli, a cui io sono innamorata perché ci tengo tantissimo, più piccoli, dai bambini, dai pony, più piccoli ai cavalli e anche comunque a tutte le discipline che ci stanno insomma all'interno della FISE, che sappiamo che sono tante. Da vicepresidente, la domanda è cattiva. La cosa che secondo te avete fatto meglio è quella che eventualmente senti che andrebbe migliorata di più? Abbiamo fatto meglio, sicuramente abbiamo cercato di realizzare tutti i progetti che avevamo iniziato anni fa, abbiamo cercato piano piano di portarli a termine tutti. E quindi questo credo che è quello che abbiamo fatto. Quello che vorremmo fare è sicuramente, o che vorrei che si facesse di più, sicuramente altri progetti sempre migliori sulla base di quelli che abbiamo fatto, migliorarci sempre di più e quindi sperare sì, insomma, di avere che l'utenza sia sempre contenta e soddisfatta del nostro lavoro. Perfetto, grazie mille allora alla vicepresidente della FISE del Veneto. Lo so, sono noioso nel ripeterlo ogni volta, ma è l'unica strada che ho e che abbiamo. Questi video, se li avete guardati, e ve ne ringrazio, ve ne ringraziamo, se li condividete sui vostri profili, vi ringraziamo non doppiamente, ma molto, molto di più. Grazie.